Amici di Diretta Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Comunale del Latte Dolce. Da qui la voce di Mauro Garevoli, le imprescindibili immagini di Andrea Faris. Si apprestano a raccontarvi Torres Riozzese. Questa bella palla per Faris, all'area di tiro, la puntata di Faris risulta essere centrale, bloccata da Semi. Buona iniziativa qui, che butta palla in area di rigore, palla che salta insidiosamente davanti a Griffiths, profondità per Oleotti, la palla che sbuca in qualche maniera, la conclusione con l'esterno destro di Gennidus, rigore parato a Bologna, pallone in mezzo che sbuca sul secondo palo, ha segnato la Riozzese. Siamo al 22esimo del primo tempo, esattamente a metà della prima frazione è arrivata il colpo di testa vincente. Polado, attenzione che i terzini della Torres sono avanti, Oleotti è praticamente a tu per tu contro Griffiths, ancora il numero 9 con l'esterno del destro, c'è il tocco di Griffiths a tenere la Torres in partita, cedere la battuta della rimessa con le mani a straniero, Liuzzi, Postiglione, mezzo palla che sbuca pericolosamente, dorme la difesa della Torres, ha segnato la Riozzese, ha segnato Giulia Redolfi. Siamo al 46esimo del primo tempo, ha raddoppiato la formazione di Salterio, dentro a trovare Dossi, sinistro di Dossi, la parata di Griffiths, Oleotti sul tap-in, incrocia a destra, ha segnato la Riozzese, ha segnato Benedetta Oleotti. Siamo al 14esimo della ripresa e molto probabilmente il gol di Oleotti pone la parola fine. Pallone ancora per Liuzzi, al limite Postiglione, bella palla all'interno dell'area, Oleotti col pallonetto, ancora gol della Riozzese, la doppietta in un lampo di Benedetta Oleotti, punta su giù, le fa via, poi la grande palla in profondità per Dossi che sono davanti a Griffiths, la palla alta va da Ladu, o prova ad andare da Ladu, Riozzese recupera palla, il retroguardia della Torres non è ben posizionata e allora Redolfi entra in area di rigore, prova il sinistro, corpo troppo all'indietro, 2, poi Congia dentro per Manucci, prova da Sara con la punta, arriva la parata di Selmi sulla seconda palla per Dio, partita in posizione regolare, rifà il movimento di Pedretti, la palla ancora per il numero 24 che sterza su Congia, arriva l'intervento irregolare del capitano, calcio di rigore per la Riozzese al 93esimo minuto. Fischia giudice, parte Postiglione, ha segnato la Riozzese 5-0 e arrivano ora i 3 fischi del signor giudice di Frosinone a decretare la sfida tra Torres e Riozzese 5-0.